Seconda giornata del FAI, possiamo già fare un bilancio e ci troviamo anche qui in questa zona e ci racconterà il percorso, avvocato. Sì, questa zona è insolita Kragas. Ieri c'erano circa 1000 giovani delle scuole e quindi possiamo considerarlo un obiettivo raggiunto. Noi ovviamente però siamo presenti anche in altri 7 comuni e quindi vi invitiamo a conoscere questi luoghi da Favara, Canicattì, Aragona, Porto Empedocle. I ragazzi stanno lavorando benissimo. Qui il percorso è davvero particolare perché mette insieme storia e natura e potremo vedere dei beni normalmente chiusi che sono certo meglio di me sapranno spiegare gli amici del Geoclassico. Ecco, abbiamo una esponente, una studente del liceo classico che ci vuole un po' parlare dell'iniziativa di oggi. Ogni anno comunque la nostra scuola ha partecipato a tale iniziativa e anche quest'anno ci troviamo comunque ad avere la possibilità di poter osservare delle bellezze naturalistiche, archeologiche che mixano appunto cultura, storia insieme. Oggi avremo la possibilità ad esempio di osservare la Casa Morello, ma anche lo stesso santuario rupestre, per quanto poco agibile, comunque abbiamo la possibilità grazie ai nostri ragazzi di conoscere il Tempio di Demetra, quelle che sono le caratteristiche principali di queste opere che appunto molto spesso sono chiuse e quindi meglio cogliere questa occasione oggi, visto che è l'ultima giornata. La signora ha già fatto un primo giro, se Primo ci può giro. raccontare le sue impressioni. È un giro bellissimo, la natura è splendida, la zona è poco conosciuta, i monumenti interessanti, lo consiglio a tutti. Avvocato, ricordiamo brevemente qual è lo scopo di queste giornate del FAI. Ecco, questa è la cosa più importante. Questa è la nostra giornata di raccolta fondi e quindi invitiamo tutti coloro che vengono e sono convinto magari fanno un bel giro a essere generosi con noi. Desideriamo che si iscrivano perché iscrivendovi potete dare una mano agli obiettivi del FAI che sono tantissimi, a partire da Colimbetra, ma come sapete stiamo lavorando anche al treno storico, alla Scala dei Turchi, alla Strada degli Scrittori. Aiutateci a raggiungere i nostri obiettivi, iscrivetevi al FAI. So che il FAI anche sta lavorando per una futura apertura anche del carcere di San Vito. Diamola questa anteprima. Ecco, grazie. È un'anteprima che hanno dato anche la deputazione regionale. Come sapete, l'ex carcere di San Vito lo abbiamo riaperto dopo 17 anni. Noi del FAI per 3 anni consecutivamente. Deve passare dal demanio nazionale a quello regionale. Sono 2500 metri al centro della città. Io ci vedo un qualcosa legato a pubblico, privato o università. Sarebbe davvero un grande passaggio perché siamo a 50 metri da Via Teneo.